Alfio Calvagna del Dipartimento Politiche del Lavoro della CIL del Veneto. Quali sono le indennità a favore dei lavoratori previste dal decreto rilancio? Il decreto appena emanato dal governo ha notevolmente ampliato la platea dei lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno diritto all'indennità Covid-19 attraverso un bonus sostitutivo del reddito perso. È utile ricordare che i bonus non costituiscono reddito e non sono quindi tassati. Come si può usufruire dei bonus? Per avere diritto al bonus bisogna fare domanda all'INPS utilizzando il sito predisposto a tale scopo oppure attraverso i patronati e i CAF a seconda di quale tipologia di bonus si vuole richiedere. Tutti gli interessati al bonus devono fare domanda all'INPS? No, coloro che hanno già percepito un bonus rispetto alle normative precedenti avranno il bonus senza bisogno di fare una nuova domanda. Chi può chiedere il bonus? Il bonus può essere richiesto da varie tipologie di lavoratori e liberi professionisti con partita IVA o autonomi senza partita IVA. Alfio, ci puoi fare degli esempi? Sì, ad esempio possono chiedere il bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio i lavoratori stagionali del settore turismo e zone termali con un bonus di 600 euro per i mesi di marzo e aprile per arrivare a 1000 euro nel mese di maggio, così come i lavoratori somministrati sempre del settore turistico e termale, i Coco Pro con un bonus nel mese di maggio di 1000 euro, i lavoratori dello spettacolo che avranno diritto per i mesi di aprile e maggio di un bonus di 600 euro. I collaboratori sportivi, vera novità di questo decreto, ai quali spetta un bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, mentre per i dipendenti da impianti sportivi c'è la possibilità di richiedere la cassa integrazione in deroga per 9 settimane. Poi c'è il bonus per le colf badanti, per i venditori a domicilio, per i lavoratori intermittenti. La platea, come dicevo, è molto ampia. Ecco, per concludere allora, cosa consiglieresti a un lavoratore interessato da queste indennità? Ma visto che le normative contenute nel decreto sono tante e complicate e i bonus interessano una vasta platea di lavoratori, ognuno con la propria specificità, ritengo sia utile e opportuno che ci si rivolga a persone competenti nella materia. Ci si può rivolgere al sindacato CISL e ai suoi servizi di patronato e CAF, dove ci sono persone competenti capaci di orientare e accompagnare i lavoratori nell'intricato meccanismo dei vari bonus. Bene, allora siamo a vostra disposizione, contattateci per avere una consulenza specifica.